Eccoci qua, cari telespettatori, al nostro approfondimento per i pensionandi, pensionati, insomma un po' per tutti i cittadini. Anna Bilato è qui con noi, ben ritornata. Buongiorno a voi. Ben ritornata ed è responsabile regionale del patronati Inca della CGIL e come tutti i patronati sono iperattivi perché più che mai in questo periodo c'è bisogno di ricorrere spesso ai vostri uffici, al vostro supporto. È bene farlo con certe modalità di prenotazione, immagino. Assolutamente sì, in questa fase noi siamo aperti, ma siamo aperti attraverso una modalità di ricevimento dell'utenza su appuntamento. Perciò è importante riuscire appunto a prenotare presso le sedi del patronato Inca della CGIL l'appuntamento, specificando poi che tipo di prestazione, perché appunto abbiamo dovuto diversificare gli accessi anche per prodotti, non solo su appuntamento, ma per tipologia di prodotto, insomma, che viene richiesto. Perciò se è una NASPI c'è un calendario, se ci sono delle maternità abbiamo altri calendari e le domande di pensioni ovviamente necessitano anche di tempi più lunghi che non la gestione di un'altra prestazione, insomma. Allora, i temi che affronteremo quest'oggi sono quota 100, che va a terminare tra non molto, sì. Opzione donna e tutto quello che ne consegue. Allora, certo. Quota 100, sta quota destando 100. Anche un po' di sì, di in turbolenza. realtà turbolenza e anche timori da parte delle persone, dei lavoratori, delle lavoratrici che non hanno ancora il requisito e temono che questa tipologia di accesso sia in qualche modo venga meno nei prossimi mesi. In realtà è bene ricordare che quota 100 è stata introdotta con la legge di bilancio del 2019, ecco, c'è una slide che ci aiuta, ed ha una validità temporale fino al 31 dicembre del 2021, perciò è entrata in vigore. Una parentesi, una prova, insomma, una sperimentale. È una forma sperimentale di 3 anni e pertanto chi perfezionerà i requisiti nei prossimi mesi o comunque nel 2021 non deve temere nulla, perché comunque la prestazione è garantita. Il ragionamento che si sta facendo ora in questi giorni, in queste ore, i quotidiani ne parlano molto, sulla modifica o sull'introduzione di altre forme alternative, è comunque un ragionamento che va con l'obiettivo di introdurre qualcosa di nuovo dal 1° gennaio del 2022. Perché altrimenti cosa succede? Se non si interviene per tempo, arriva la data fatidica e si ritorna con il Fornero, esattamente. Quindi con la piaga sociale. Esatto, e perciò con tutti quanti i problemi che sono legati al fatto che comunque ci sono migliaia di lavoratori che non hanno uno sbocco pensionistico che risponda a quella che è la carriera lavorativa personale. Oggi quota 100 risponde a molte condizioni. Se rimettiamo magari la slide che abbiamo visto prima, quella di quota 100, allora esattamente, quella la prima, appunto quota 100 per poter accedere appunto a questo trattamento di pensione anticipata bisogna avere 2 requisiti fondamentali: 38 anni di contributi e 62 anni di età. Entrambi i requisiti devono essere perfezionati, come dicevo prima, nel periodo del triennio, appunto dal 2019 al 2021. Ci sono dei lavoratori che sono esclusi, perciò già la norma prevede l'esclusione di alcune tipologie di lavoratori che sono il personale delle forze armate, il personale della polizia e il personale di vigile del fuoco e la guardia di finanza. È un ambito abbastanza ristretto, ma comunque insomma non è proprio aperto a tutto il mondo del lavoro. Per poter accedere, una volta perfezionato il requisito, si devono poi rispettare anche dei termini di uscita di finestre, le cosiddette finestre, perciò l'accesso al pensionamento è comunque differito dal momento in cui si vanno a perfezionare entrambi i requisiti. Per il settore privato è differito di 3 mesi dal perfezionamento del requisito, mentre per il settore pubblico dopo 6 mesi. Entrambi i requisiti devono essere perfezionati, perciò insomma i 38 anni ci devono essere, come ci devono essere i 62 anni di età. Una volta che si individua il mese in cui si perfeziona quel requisito di quota 100, allora lì devi applicare o i 3 mesi o i 6 mesi della finestra di decorrenza. Con questa pensione anticipata, esatto. 100, la pensione è più bassa rispetto a che si andasse in pensione con un'età maggiore, con maggior contributo? Beh, ovviamente tutte le pensioni sono frutto di una carriera lavorativa.
ok? Nel momento in cui tu accedi a un trattamento pensionistico anche come quota 100 e hai un requisito contributivo di 38 anni, è naturale che quel trattamento pensionistico sia di un importo inferiore rispetto a un pari lavoratore che accede con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, perché l'alternativa appunto alla Fornero prevede... Quindi bisogna fare due conti, tutto Esattamente, sommato. però è ovvio che ti riconosce un trattamento per quella che è stata la tua vita lavorativa, in base ai 38 anni o 39 a seconda appunto del caso. I lavoratori ormai tutti ti richiedono al momento in cui si apre un'opportunità pensionistica di essere a conoscenza di qual è l'importo, perché ovviamente giustamente tutti devono fare i conti poi con la propria condizione personale, familiare, insomma il bilancio familiare è fondamentale per poi capire se questo accesso al trattamento pensionistico è una risposta reale ai bisogni di quella lavoratore, di quella famiglia. Ecco, perciò la richiesta di conoscere l'importo è pressoché costante, insomma, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori che vengono da noi. Allora, dov'è che veramente sta il problema della questione, quindi dov'è che deve intervenire il governo per cercare di ovviare che si precipiti nella situazione precedente? Se questo può essere possibile poi, tra l'altro. Sì, perché... no, diciamo che noi come organizzazioni sindacali quello che stiamo chiedendo al governo e nell'apertura dei tavoli di confronto con il governo è proprio quello di dare la possibilità che ci sia una sorta di flessibilità d'uscita ai lavoratori. Mettendo anche dei parametri anagrafici, nel senso che ipotizziamo i 62 anni ma con una valutazione che sia lasciata al lavoratore di poter stabilire se quell'accesso con quel trattamento pensionistico appunto risponde a quelle esigenze che dicevo prima dal punto di vista economico. Partendo dal presupposto però che è importante distinguere il fatto che non tutti i lavori sono uguali, perciò ci sono lavori che a 62 anni si possono continuare a fare e altri lavori che a 62 anni diventa difficile poter portare avanti. Allora anche nella valutazione della flessibilità in uscita ci deve essere un criterio che consenta di poter penalizzare meno chi ha lavoratori che svolge l'attività particolarmente gravosa. Ecco, questo è l'impianto su cui le organizzazioni sindacali si stanno confrontando in questi giorni con il governo per andare a pensare a qualcosa che verrà introdotto dal 2022 in avanti. Perfetto. Pensione anticipata quota 100, c'è un'altra slide. Sì. E qui c'è un qualcosa di più, che non è il fatto che la quota 100 non è cumulabile con i redditi. Questa è una cosa molto importante perché stanno arrivando, ahimè, in questi giorni anche molte segnalazioni dei territori rispetto a lavoratori che sono comunque andati in pensione con quota 100 ma che stanno ricevendo comunicazioni dell'INPS perché magari hanno svolto qualche attività. Allora, è importante che i pensionati che appunto hanno avuto appunto questa tipologia di trattamento pensionistico non possono prestare attività lavorativa. In realtà è importante sottolineare che la quota 100 non è cumulabile, in realtà l'attività lavorativa ci può anche essere, ma non è cumulabile con redditi derivati da qualsiasi attività. Non è di per sé l'apertura di una posizione, diciamo, di un'attività, ma è il reddito che ne percepisci che diventa incumulabile e può generare dei grossi problemi sul trattamento pensionistico perché potrebbe essere sospeso per l'anno. Sostanzialmente la pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta anche all'estero, a eccezione di quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale nel limite dei famosi 5.000 euro lordi annui. Sì, ecco, l'unica eccezione è questa. Quei lavoretti così lavoretto, però nel limite di 5.000 euro. Ecco, altrimenti il resto è impossibile. Non è possibile proprio. E vige questa norma di incumulabilità fino al compimento della pensione di vecchiaia, dell'età della pensione di vecchiaia che oggi è 67 anni. Perciò una persona che si approccia appunto accede a questo tipo di trattamento pensionistico deve essere consapevole che
al di là di questa lavoro occasionale, apro partita IVA, assolutamente no, perché appunto niente da fare. Perché appunto noi stiamo vedendo, come dicevo prima, stanno arrivando segnalazioni dei territori dove appunto viene sospesa per l'intera annualità il trattamento pensionistico. Quindi è un grosso problema, perciò è importante che ci sia questa consapevolezza nel momento in cui si accede a questo trattamento pensionistico, che fatto salvo l'occasionale nel limite di 5.000 euro, non si può prestare attività lavorativa fino al compimento del 67esimo anno d'età, che è appunto l'età della vecchiaia. Viene richiesta la cessazione dell'attività lavorativa per i lavoratori, sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori appunto autonomi, per le motivazioni che dicevo prima. E l'altro elemento che è importante ricordare è che se un lavoratore o una lavoratrice ha perfezionato il requisito nel triennio, che appunto si diceva da gennaio 2019 al 31 dicembre del 2021, cioè ha fatto i famosi 38 anni di contributi, 62 anni di età, e non accede a questo trattamento in questi 3 anni, lo può fare anche successivamente. Perciò viene sospesa la sperimentazione dal punto di vista, diciamo, del requisito, ma l'accesso, se il requisito l'ho perfezionato nel triennio, lo posso accedere a questo trattamento anche nel 2022 e nel 2023. Okay. È una cosa importante da sapere, perché molti ci chiedono anche questa, vogliono essere appunto certi di questa particolarità. Ecco. Poi c'è l'opzione donna invece, la slide successiva. Sì, l'opzione donna si parla di un'altra cosa ovviamente, perché appunto riguarda esclusivamente il mondo delle donne. È una pensione anticipata. Comunque. È sempre una pensione anticipata, ma è un trattamento pensionistico anche qui agganciato età, contributi, il requisito è anche in questo caso è abbinato. Ahimè, questa modalità è di volta in volta, di anno in anno, oggetto di rifinanziamento, perché appunto è di bilanci di spesa che vengono previsti dalle leggi di bilancio di ogni anno. Anche nel 2019 lo hanno, nella legge di bilancio del 2020 hanno introdotto questo accesso di trattamento pensionistico, prevedendo un requisito contributivo di 35 anni di contributi al 31 dicembre 2019 e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti, mentre sono 59 anni di età per le lavoratrici autonome. Quando dico di lavoratrici dipendenti intendo sia lavoratrici del settore pubblico che del settore privato. Certo, comunque questi 35 anni di contributi, un'età di 58 anni o 59 anni entro il 31 dicembre 2019, quindi che l'hanno non adesso maturato. No, tant'è che appunto poi ci sono anche le finestre, e le famose finestre d'uscita. Per assurdo, una lavoratrice che appunto ha fatto il requisito al 31 dicembre, proprio l'ultimo giorno del 2019, ed è una lavoratrice autonoma, la finestra la porterà naturalmente nel 2021, perché se sono i 18 mesi di decorrenza. Sì, però appunto, intanto entro il 31 dicembre deve aver maturato questi requisiti. Diciamo che il differimento... 35 anni conseguenziali? Allora, i 35 anni di contributi è importante sapere che devono essere di contribuzione effettiva. Perciò se una lavoratrice ha nella sua vita lavorativa contributi da disoccupazione, ecco, qui alla contribuzione figurativa lì non è utile per perfezionare i 35. Disoccupazione no. No, in questo caso, su questo trattamento pensionistico qua, i 35 anni devono essere di contribuzione effettiva, di lavoro effettivo, ma anche da riscatto, volendo, perché il riscatto di laurea è utile per... Ecco, però la disoccupazione non è utile per perfezionare i 35 anni di età. Vediamo subito la slide successiva, che dice che la pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo. E questo è il punto, il lato quello più dolente, perché la situazione è che appunto viene anche per coloro che sono destinatari del sistema di calcolo sia retributivo che sistema di calcolo misto, quando scelgono questa tipologia di accesso pensionistico, praticamente
praticamente il trattamento pensionistico erogato viene liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. Quindi molto più bassa. Molto più bassa, tant'è che appunto anche qui, come dicevo prima, per quanto riguarda la quota 100, ovviamente preventivamente c'è un calcolo di pensione, si stabilisce qual è l'importo dell'opzione donna e ovviamente poi l'interessata fa le sue valutazioni rispetto all'alternativa, perché appunto l'alternativa per i singoli casi possono essere o la pensione di vecchiaia se sono vicine all'età pensionabile della vecchiaia, oppure la pensione anticipata della Fornero, e capire che differenza c'è. Certo. Diciamo che la grossa differenza noi la vediamo soprattutto per quelle lavoratrici che sono a tempo pieno. Perciò le lavoratrici che sono a tempo pieno hanno una ricaduta negativa con l'opzione donna che può aggirarsi anche oltre il 30%, anche addirittura dal 30 al 40% di trattamento pensionistico inferiore. Chi invece è a part-time, comunque essendo a part-time ha una retribuzione più bassa e ciò che viene versato ai fini dell'imponibile previdenziale, che è poi quell'elemento che va a determinare l'importo di pensione, l'impatto è meno forte, diciamo, si sta anche intorno a un 15-20% in meno. Perciò bisogna sempre, è importante sempre fare le giuste valutazioni, i calcoli e appunto poi prendere una decisione che sta ovviamente in capo alla lavoratrice, perché appunto c'è da valutare. La pensione anticipata però è cumulabile questa volta invece con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa. Ecco, altro elemento, perché in realtà diciamo l'anomalia dell'incumulabilità, se vogliamo chiamare anomalia, sta solo nella quota 100, nel senso che tutti gli altri trattamenti pensionistici anticipati consentono di poter prestare attività lavorativa anche dopo il pensionamento. E anche in questo caso, come per la quota 100, è bene ricordare che le lavoratrici, se non utilizzano, pur avendo raggiunto il requisito entro il 2019, ma non utilizzano diciamo questo accesso entro il termine previsto, lo possono fare anche più avanti, perciò il requisito viene sempre garantito in questo senso. Ma possono svolgere un'altra attività lavorativa. E possono svolgere anche un'attività lavorativa. Quindi magari uno fa le sue considerazioni anche esattamente, questo, che le valutazioni. Vediamo l'ultima slide invece, che vi ricorda di consultare il sito della CGIL della singola provincia per avere tutte le informazioni che sono necessarie. Esattamente, ecco, in tutti i siti della CGIL trovate ovviamente gli orari di apertura delle sedi, con gli orari di apertura anche delle sedi del patronato Inca, con i relativi orari degli appuntamenti, perciò appuntamenti, ecco, mi raccomando, appuntamenti, perché è fondamentale, soprattutto in questa fase così insomma veramente difficile, ma d'altronde dobbiamo mantenere quelle norme di sicurezza per la nostra utenza in primis, e anche per i lavoratori che lavorano in CGIL. Rispondendo ad alcune mail che sono arrivate, le stavo leggendo anche tra l'altro stamattina, meglio che, siccome sono dei casi specifici, ci sono delle signore che ci scrivono: ho lavorato per 20 anni, interrotto eccetera, meglio chiamare, chiedere un'informazione a chi se ne occupa direttamente con la vostra posizione lavorativa, insomma, in modo da capire che cosa fare o cosa non fare. Meglio andare sul sicuro e rivolgersi agli esperti. Come avete visto, le sedi dell'Inca sono sempre aperte, come anche quelle dello CGIL. Grazie a Nabilata di essere stata qui con noi. Io vi lascio invece, cari telespettatori, alla pubblicità, ricordandovi che subito dopo continua la nostra trasmissione con le altre interviste di approfondimento. A tra poco.